And we feel so good cause you make a better day for me. Amore senza fine di Pino Daniele all'interno di Alla Catalla di oggi 23 dicembre 2009 mercoledì. Ringrazio tutti quelli che ci stanno facendo gli auguri non soltanto attraverso i consueti canali di comunicazione, quest'oggi soltanto l'SMS line perché Facebook sembra essere andato un po' in tilt, ma ringrazio anche quelli che gli auguri vengono a farceli di presenza, per esempio Massimo che è stato qui fino a questo momento, e anche la nostra Agata, lo dico a beneficio di quegli ascoltatori che sanno che ogni anno la nostra Agata ci viene a trovare per farci gli auguri. E c'è anche chi utilizza il telefono, che è un metodo tradizionale abbastanza efficace anche per farci gli auguri. Buongiorno, auguri a chi? Pronto? No. Qua c'è signor Castiglia! Mamma mia. Stiamo cantando, Sì. candele, pronto? Chissà perché l'avevo intuito. Sono Fabio. Soiano, io è Fabio con una B. Signor Fabio! Guardi, ascolti, siccome mi infastidisce la cosa, mi chiami Fabio, guardi. Sì, mi va bene lo stesso. Soiano, potremmo chiamare magari con B. Esatto. Buongiorno, signor Fabio. Però si ricordi che si scrive con una B. Cioè, oggi... abbiamo un problema. Sì, l'ho capito, però io signor Castiglia è che giusto. parla un po' bene. No, in questo momento no, il signor Castiglia è pausa caffè in questo momento. Una volta quando fu il terremoto spaccavo moroca testa. Certo, come no, me lo ricordo. Avevate dei problemi. Io ho avuto problemi nella testa, ho avuto vertigini, ci ha fuoriato la testa. Ma scusi, dopo che ha battuto o li aveva già da prima? No, dopo. Dopo. Perciò lo portiamo uno specialista nell'ospedale. Sì. E ci facciamo fare un attacco. Esatto, sì, di solito si fanno non queste ci ha cose. trovato niente. Come niente? No, nel senso che non è che non aveva niente, non ci ha trovato niente nella testa, proprio, io legge completo. Ma che dice? Ma sarà stato un errore. No, io stavo magari un macchinario da attacchi, perché ci pareva che gli era spacciata. Appunto, invece... ci fece un attacco, non c'era niente, proprio legge completo. Guardi, secondo me avete capito male. Ma no, avete capito male. Loro hanno detto che non c'era niente, cioè non aveva nessuna patologia. Ora io ci volevo dire, signor Castiglia, come sta l'asse, che sono belle e trasparenti, che non c'è niente, non c'era sotto i cervello da Mamma mia, poveretto. ci potevamo montare in dei finestre. No! Sono belli. Ma sì, lo capisco. Sono comploietti. Che faccio, montiamo? Scusi, sono? Comploietti. Sono un colore blu, che lei è proprio blu. Bluette! Un colore del raggio, ho capito, il colore... quando uno si fa il reno, si è romputo, ma niente. No, grazie a Dio no. Poi qualche amma c'ha No, guardi. No, guardi, va bene così. Ascolti, per i vetri, comunque, glielo dico per notizie, perché lei fa questo mestiere, è giusto che sappia queste cose. Esistono delle pellicole particolari che sono trasparenti, dove c'è una... ma va bene, va. Questo non sa niente. Ma che è lei che non sa niente? Lei che lavoro fa? Io lavoro alla radio. Soiano, riesce che lavora qui. Senta, lei se l'ha monoto mai la cantarella? No, però le assicuro. L'ha fatto mai insesteato? No, assolutamente. L'ha calato mai in filo a chiombo? Non l'ho calato il filo a chiombo. L'ha tagliato mai a muro con flex? No. Allora lei che fa? Travaglia? Lei si passa il tempo dopo. Guardi che il sudore che ho io è uguale a quello suo, sa? Immagino come solo lei nella radio. Va bene. Comunque, che va a fare? Con sti raggi che facciamo? Allora, ci vendiamo da finestra. Ascolti, per quanto mi riguarda, mi prendo la responsabilità questa volta di decidere io per il signor Castiglia, e la risposta è tassativa. No! Lo sa perché non rispondevo l'architetto? Come si chiama questo architetto? Scusi. Leone! Manca a dirlo. Chiamo a fare allora, ce lo amo. Guardi, tassativamente rispondo io, faccio le veci del signor Castiglia e dico no. Ma uomo dice lei. Vabbè. Se porta e salute. Va bene. Filippo, Tozzoiano, Antonio, Vito, Tore, Filippo, Terremoto e Savuccio. Ma quanti siete lì dentro? Siamo quando a Germania. C'è magari un elettricista. Ma cosa dovete ristrutturare? Sì. Un stagnataro. Tutti a casa siamo. Tutti qua. Ma cosa dovete restaurare? Una casa grande. Una reggia. Grande. Vabbè, insomma, fino a un certo punto. Ora stiamo tagliando panettone con flex. Ma no, ma perché? Perché non festeggiare un altro che vuoi ci all'8 Sì, ma perché ma perché col flex? Non ce l'avete un coltello normale come tutte le famiglie normali? Noi siamo muratori. Ho capito, vabbè. Perciò su flex per tagliare panettone.
E poi si piglia camanicola, ogni fetta camanicola. Ma che schifo! Allora Nendi, no, guardi, potremmo aiutare li tolga immediatamente. Va bene. Senta, però giusto perché è Natale e lei sotto sotto mi è anche un po' simpatico. Se speriamo da qui a domani non dovessimo sentirci, e io lo spero vivamente, vorrei porgerle gli auguri di buon Natale da parte mia, da parte di tutto lo staff di RSC Radio Studio Centrale, per lei e per tutti i suoi collaboratori. Siete tutte gente che ha travagliato dopo. Sì, lavoriamo una ventina di persone, anche più forse. Io so 20 cristiani, che fanno una finta che travagliano, capace ci non ne so. Ascolti. Ma ne pigliate sotto dopo. Beh sì, guadagniamo, lavoriamo, quindi come... Ma il sistemato non facete mai. Il sistemato non lo sappiamo fare, noi qui ci occupiamo di mixer, di altre cose. Di però chi? Mixer, ci che occupiamo... cosa è? una sorta di arnese elettronico che consente la miscelazione delle varie fonti sonore. Ma capito? Campana, come della giornale. No, ma che è sto allora, guardi, ascolti, io sono stato carino nei suoi confronti, le ho fatto gli auguri, anche lei potrebbe un po' allargarsi, si allarghi. Ma macchinario Patacchi non la vede? No, facciamo una controprova a Filippo Terremoto. No, però conosco uno che ha avuto gli stessi risultati di Filippo Terremoto, quindi eventualmente glielo posso presentare magari io. Sì. Va bene, va. Allora la saluto, ce lo dice lei, signor Castiglia. Va bene, riferisco. Buongiorno, e buon Natale, auguri. Auguri.